Roby Barzotto, questa velocità mi trovo benissimo. Va bene parlare. Borraccia piena di spritz. Giù sui manubri fioi. Non sarebbe neanche così male. 80! Facciamo anche lo skier. Le mie ex. Ma una grande mazza. Se faccio questa ho vinto. Cosa dice una pecora ubriaca? 50 anni! Roby Barzotto ha una banana. What's up, Badiers? Oggi mi ritrovo in Badia. Ok, è notte per l'Oakley Cycling Challenge. Che cos'è? Seguendomi su Instagram potevate vincere un weekend insieme a me e a un sacco di gente del team Oakley. Tutto spesato, tutto pagato, bardacca e robetta. Bagno gigante e water separato, così potete fare tutte le puzzette anche in compagnia. E a fare cosa in Alta Badia? Beh, a pedalare. Fare fatica, accendere il motore. È il motore? Proviamo a fare una inversione. Adesso vi racconto. Con tutto il team Oakley o parte di esso, ma soprattutto con João Paulo Carapaz. Buon ritmo, buon ritmo. Non devo fare sti strappi, sono appena partito. Siamo al Dolomites Bike Day. Un giro tra le Dolomiti in salita con tanto di strade chiuse. Cioè guardate la meraviglia della partenza da Corvara. Ma che roba! Però ragazzi, no warm up, no pianura, subito così, babam, Campolongo. Pausa! Sì, pausa. E oltre a Gio Paolo Carapaz abbiamo Ralph Van der Tiger Velponer. Qual è la tua previsione per la gara di oggi? Adesso facciamo una bella foto e poi primo baretto. È mio amico, mio amico. Partiamo, va? Ciao ragazzi, io mi prendo un attimo avanti. Tanto so che fra 2 minuti mi prendono. Vorrei filmare questo momento dove sono primo, visto che non succederà mai più da qui al prossimo tornante. È stato bello. Finito, eccolo lì. Devo ancora digerire lo spritz di stamattina, il cappuccino. Ma prima di spiegarvi il giro nel dettaglio, passiamo alle cose importanti. Cesare, ciao, posso venire a tagliare i capelli martedì? Ciao, martedì, ciao. Appuntamento col barbiere preso. Ecco subito un branco di mie ex. Ciao patatine, ciao, ciao. No, non spingete, non spingete. Vi saluto tutte, sì. Ciao, ciao. Ho già perso il gruppo, fioi. Ma io punto tutto sul finale. Infatti il giro, dopo aver attraversato il passo Campolongo, faremo il passo Falzarego e il passo Valparola. Ed è lì che Roby Sega andrà al meglio. Non che arriverò mai. Come vedete, il team Oakley ci invita a questi eventi, ma poi alla fine loro vanno con le bike. Pedala, pedala prima che ti insulto, vai, vai. E non ti dicono prima cosa bisogna fare, te lo dicono quando sei già qua. Maledetti. E via, seconda birra conquistata del giorno. E sono appena partito. Che sport di me. Vai in testa e mettiti a menare. Comunque il fatto che le strade siano chiuse, impagabile. Sembra di essere al giro, con gli scarsi però. E fu così che appena partito, diedi già arrivederci al Südtirol, dove il mio nome Roby Bragotto si trasforma in Roby Barzotto. Non lo sai mai. Vai, vai, staffetta. Lanciami, lanciami. Minchia, come in pista. Paura! Rifacciamolo, Ralph. E in men che non si dica, senza nemmeno aver fatto un minimo di fatica, allo stesso passo di Ralph, Anche più veloce. eccoci qua, passo Campolongo. Easy, Sì. Easy dove? Easy. Ma che stile. Sto pensando che una buona idea sarebbe fermarsi qui, una birretta. Qui c'è un bar, è carino, si sta bene, siamo al sole. Io direi che... No, dopo ti raffreddi. No, lo giacchino. È preparato. Neanche una piccola. La birra adesso, ma sei fuori. Che sono le 10. Secondo me io guido meglio da ubriaco. Ma quanto mi sbatto? Pochissimo. Ma soprattutto adesso c'è la mia parte preferita, ovvero giù sul manubri fioi e andiamo a prenderli. Madonna, quanto è bello senza macchine. Bici nuova, freni ancora non rodati. Bravo Roby, non frenare. Giù il ginocchio qua a destra. Grande. Giù il ginocchio qua a sinistra. Ha detto che chiude. Vado. Bellissimo. Tornate qua che chiude, vale. Dai, tieni la stretta. Guarda che figata. Quanto bello è senza auto. Ma va che posto. Sentiamo il record di velocità. Frena Roby, frena. È un po' bagnatino per terra in quanto ieri sera ha piovuto. Me mancava solo che quello. Però veramente una meraviglia. La discesa. Ma che bello è. Attenzione, tenta il sorpasso all'interno. E lo fa in totale scioltezza. Madonna, come disegna queste curve il Bragotto. Sì, ma sta bici come va in discesa? Ma che roba è? Triplo sorpasso, addirittura di un conto. E via che è stato verso la rampa. Vado! 70! Frena che c'è la chicane e anche gente in contromano. Bravo! Miau! Vado! Ma che bomba! Qualcosa mi dice che è finito il divertimento. Però è stato bello. E questo è l'arrivo, vero? Siamo arrivati? Sì, c'è un sacco di gente. No, vabbè, lo rifacciamo. È troppo figo in discesa senza macchine. Adesso facciamo un altro passo più lungo, poi c'è la discesa, poi discesa. Niente, non hanno pietà di me. Mi comprano dicendomi dopo è meglio. Peccato che il dopo prevede la salita del passo Falzarego. Alzi la mano chi ha voglia di farla. Ecco, e qui inizia la mia vera agonia. Ma nella vita non ho mai mollato e oggi non sarà quel giorno. L'ho detta, Magari questa clip la cancello. Quando mi capita di andare a questi eventi, c'è una cosa che non riesco proprio a capire. Alcune persone, e sono tutti amatori, mi passano al quintuplo della velocità in salita. C'è solo un motivo per cui ciò accade. È la droga. Scegliete la vita.
Scusate ciclisti, ma c'è qualcosa di strano, 10 km e mezzo, 11% pendenza massima, 6 di media, e c'è gente che la fa in meno di mezz'ora. Ditemi se non è la droga. Scegli Facebook, Instagram e 1000 altri modi per vomitare la tua bile contro persone mai incontrate. Però guardate la bomba di avere le strade chiuse e fare tutto in sicurezza, è bellissimo. E che pace poi. Se ci fossi io che parlassi meno sarebbe ancora meglio. Magari arriverei su anche un po' prima. Ma chi se ne ciao. Lo si fa per le birrette. Il ciclo computer segna più 5 al momento. Buono, Sognaga a metà, ma è qui, quando mancano 8 km a vedere la mona con lo scavallo in alto, che si buttano giù 2 cambi. Su in piedi, Roby. No, 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 non pensarci neanche, ma neanche. Butta sul cambio. Ciao, ci vediamo dopo, ciao. 6 km allo scavallo del Falzarego e sono tremendamente ultimo. Ma quelli come noi lo fanno solo per un motivo: quelle birrette lì. E comunque c'è anche un discreto quantitativo di mona, tipo lì. Non so perché, ma io a questa velocità mi trovo benissimo. E direi che posso passare qui i prossimi 6 km proprio easy e di un volentieri. No, no Roby, no. E fu qui che trovai una dritta. Allora, tutto bene? No, non posso, non posso! Non faccio più! Chiamate perse. Eccolo. Merda! 4 km dal Falzarego. Sì, ma sono in forma, Simon. Sì, immagino. Vado un po' più forte di te. Sì. Non so se ti ricordi l'ultima gran fondo che abbiamo fatto, che ti ho sverniciato all'arrivo. È tutto filmato. Ed è lì che si vede il traguardo. Occhio. La sprint finale, Roby. Sì, ho battuto Gruber. Simon, ci sentiamo dopo perché sennò vomito. Perché? Se no così. Va bene parlare. Ho parlato da quando sono partito. Bravo. Oh, c'è la linea disturbata. Simon, ciao. Ecco, come mettere giù a Gruber in un secondo. Siamo a Pian di Falzarego. Non so perché parlo al plurale, forse perché non so più neanche dove sono. E oltre alla domanda quanto manca, che mi pongo da Corvara, cioè da quando sono partito, l'altra domanda è: ma l'acqua? Poi ne ho una terza, ma ve la dico in cima al passo. Oh, le e-bike servono a qualcosa. Grazie Luigi. Il bello di avere un'ammiraglia. Borraccia piena di spritz e via. Gasato mica tanto adesso. I miei fan o sono in motorino, o hanno le bike, o sono in quad, o sono al bar. Che bella community. Inizia ad aprirsi il panorama meraviglia dolomitico. Guardate che bellezza pedalare qui. Peccato che non si arriva mai su, e come in ogni galleria che si rispetti, è l'eco, no? La smetterò di spararmi minchiate una volta. No. Vabbè, ma la meraviglia. Grande Bragotto. Ciao, saluti. Ma in Amona, Ma che bello però. Che bello, So che posso sembrare ripetitivo, però ditemi un altro posto al mondo con uno spettacolo simile. E vabbè, con tutti che mi superano. Ed è sconfinando in territorio veneto, dove mi sento a casa, che non posso far altro che buttare giù un cambio, su in piedi sui pedali per l'ultimo chilometro. Hai gasato? No, stai seduto, scala tutto, va piano. Porca. Ciao ragazzi, easy, posso anche impennare. Mi sembra di essere appena partito. Che bomba. Bellissimo. Sono fiero di me. Scusa, com'è sentirsi dei milanesi? Oddio. Buttiamo via gellini e roba varia. Se vi vedo buttarli per terra vi corro dietro, anche se non riesco a corrervi dietro, ma vi giuro che vi meno. Fioi, io vado avanti, se no non arrivo più. Ciao ragazzi. Via gasato verso Valparola, che considero uno dei passi più belli di tutte le Dolomiti, scenograficamente parlando. Cioè, guardate qua. Incredibile, patrimonio dell'UNESCO non a caso. Nel frattempo scocca la 10ª birretta consumata. Sono soddisfazioni, E così, in nonchalance, non mi sembra neanche di essere via da 2 ore e mezza in salita. Eccoci al passo Valparola. Socopa. Magia delle mie dal passo. Con tanto di giacchino sto migliorando nelle magie, vero ragazzi? Sei sempre stato bravo. Ma guardate che roba al passo Valparola! Madonna, che figata! È bellissimo, è bellissimo! Sono arrivato anche in cima, incredibile! Ma ora, con un panorama che trovemeo da un'altra parte, giù sul manubri, fioi, e via gasato! Ma piano. No, molla tutto! Supera tutti qua in discesa, all'interno! È la tua! Guarda qua anche il quad, allora! Ma che bomba è! Tutti supero! Viene esterno! No vabbè, incredibile! Voglio le strade chiuse tutti i giorni! Ma va che roba! Che bomba! È troppo bello! È troppo bello anche essere un po' più forti degli altri in discesa, al manco in questo, dove non andando in salita, guarda qua! Ma come va la mia rave? Ma come va? Madò! Stare qui non sarebbe neanche così male, ma puntiamo alla performance. 75, 80. Ma no, Ocebuse, a chi sei, Roby?
Frena, 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 frena. No, 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 no. Dai, gasato! Stringi qua e si ritorna in Trentino. Ma non si molla. Vado! È bellissimo! Eccezionale! Non ho parole, Fioi, è troppo bello! Io ne ho viste di cose belle, ma le Dolomiti non ce n'è. Questi li passo tutti, li passo. Vado! Sverniciato 1, sverniciato 2 e qua giacchetta gialla è un po' più impegnativo. Attenzione in esterna. Sverniciato 3. Ciao! Vado! Qua facciamo anche lo skier. Mi mancano solo le bacchette, è troppo divertente. Anche qui è molto bello, si sta anche bene. Ciao. Non essere cagati di strisce è sempre bellissimo. Ma è qui che non posso non fermarmi per salutare loro. Scusate, ma devo farlo. Le mie ex. Guardale qua. Quanto bene stavi tu con me. E invece no, scelta la via più facile, eh? Sempre così, Ase. Dovrò trovarmi un'amorosa prima o poi. Manca no. Comunque per richieste sentimentali contattatemi su Instagram. Un bel direct e via. Una cosa che non vi ho detto, anche perché non la sapevo nemmeno io, è che settimana prossima parteciperò alla maratona delle Dolomiti. Iscritto furtivamente da Viglier e Shimano. Vi ringrazio infinitamente del supporto. Mannaggia voi, maledetti. È un giro che non vi spoilerò troppo, ma che sono convinto di non riuscire a portare a termine. Ce la farò? No, però ci proveremo. Se non ho mollato oggi, voglio impegnarmi e non mollare nemmeno alla prossima sfida. Ho godito adesso. Quindi iscrivetevi se non volete perderlo. Prima che moro al manco. Intravedo l'arrivo di Corvara ed è qui il momento, Roby, di dare tutto. Su in piedi, dai gasato. Maglietta azzurra almeno. Avrà 90 anni, ma dai, almeno un sorpasso in salita. Dai, c'è anche le bike. Vado. Basta, sta sentava piano. Direi che il tuo oggi l'hai dato. Ed è così, all'ultimo strappetto, che scatta la telefonata tattica al mio ortopedico. Gabriele, ti abbia. Insomma, non risponderà mai, sarà in sala operatoria. Minchia! Gabri, volevo farti sapere che ce l'ho fatta. Vabbè, ma non avevo dubbi. Cioè, almeno dammi qualche soddisfazione. Il corpo si fa, quindi facciamo il medio insieme. Oddio, sento la linea disturbata, cosa hai detto? Ti volevo dare il numero di telefono di una che abita lì, però vabbè. Ah, ok, chi è? È singolo e carina. Quindi facciamo il medio insieme. Hai detto che non è tanto alta. No, è media. Perfetto, come la birra. Ciao Gabri, ciao. Ma si può avere un dottore così, chirurgo ortopedico? Non si può. Farà anche lui la maratona delle Dolomiti con me, ma lui farà un percorso diverso. Vedrete prossimamente sul canale, se non moro qua. Anche perché la giornata non è finita. C'è un'altra attività che Oakley ha organizzato e di cui sono campione. Però ora come ora intravedo solo un traguardo possibile, che è quello del bancone del bar. No, GoPro sei caduta ed è qui con il ritorno a Corvara che scatta la bragottata, quella giusta. Oh! Ale, birretta con Gio Paolo. Buona. È buona. Cocchino per il bambino. Grazie, Roby. Fai 5 come i veri uomini, va. Ma adesso passiamo alle cose veramente serie. Basta. Sfida a golf contro Easy Tiger Woods Velponer. La finale sul bagnato. Non è bagnato. Sì. Cos'è? Stiamo cercando le scuse, Ralph. Questa è per te. È quella da mini golf, è ancora più piccola. Ma no. Ci vuole una mazza grande, ma una grande mazza. Ah, fai la pussy col gelato? Ok. E dopo un po' di training è partita la sfida di golf. Io non l'ho neanche vista. Qua le cose si fanno serie. Porca puttana, se non lo vinco mai. Come si usa sto coso? No, io questo non lo so usare. Vabbè, vado, all in. Sì, è l'albero. Senti la pressione? Quanto? Che guanto! Sei pronto, Ralph? A perdere, Ralph. Sì. Qui non ci stiamo giocando una partita di golf, qui ci stiamo giocando la dignità. Abbiamo anche il golf cart. Non è un golf cart, è un transporter. Ralph è sotto pressione tantissimo perché sta perdendo. Ma siamo già arrivati. Grande Ralph, eccoci qua. Ma che bello sta roba. E il buon Velponer decide di perdere un tiro. No! Cosa ho detto? Che finiva lì ed è finita esattamente a 10 passi da me. Era una prova. Ehi, buono. Però io sono al secondo. Non sto ascoltando niente. Concentrati, Roby. Non guardare il bunker, non guardare gli alberi e vai. Ok, era una prova. No, di là. Vabbè. Dov'è? Dove è andata? Sono ufficialmente in difficoltà. Sono in mezzo alle sorghe, si dice in Veneto. Non ce la farò mai neanche a beccarla. Non l'ho toccata, Ralph. Lo so, però mi piace. Però ho tirato su una zolla. Madonna, è impossibile. Non l'abbiamo toccata. Decido di perdere un tiro. Com'è che si fa? Così. Vabbè, sono messo malissimo adesso.
Sento un po' di pressione. Immagino. Vabbè dai, con calma. Poteva andare peggio. Perché quando filmo non sono mai capace a fare niente? Attenzione, non è andato così male. Io bro, fanculo. Donna, sono agitatissimo. Frena. Vabbè. Mica incredibile, che culo. E adesso apro le armi segrete. E non è dentro il green! Sì! Ralph, bello forte, eh. La bandierina è quella dopo. Non ci credo. Ce la giochiamo malissimo adesso, vero? Se faccio questa ho vinto, altrimenti ce la giochiamo all'ultima. No, fortissimo così. No, di là. Nono tiro per me e nono tiro per Ralph. Se Ralph fa questo ha vinto. Ma ricordatevi che io sono un mago del montaggio. Ci sono due pecore che si guardano e poi una fa l'altra. Beh, no. Cosa dice una pecora ubriaca? Bex. Non funziona. Allora! No! Era giusto così. Yes! Almeno te lo faccio no look. Ah, pazzesco, eh? Vabbè. Ce la giocheremo al bar. Comunque giocando in casa, sei alto tesino, avevi il guantino. Mattia ti dava le mazze giuste a differenza mia. E quindi ammetto la sconfitta. Però io se voglio posso fare questa buca in un tiro. Non ci credete? Guarda qua. Vabbè, è facilissimo. Andiamo a far festa, va. Oh. Grazie. Ciao Pussy. Alla figa. E a chi là? Salute. Salute. Ciao. Roby Pregotto a Miss Hero. No. Roby Pregotto a una banana. Così? Perfetto. Evviva la patata! Signore e signori, un attimo di attenzione. Volevamo fare gli auguri a João Paulo che compie 50 anni. Salute! Oh, e comunque mai una? Sì. Ringrazio Walter João Paolo Giannini per aver creato un gruppo di ambassador, content creator e Mona incredibile e di farci fare queste esperienze che non hanno prezzo. Ci vediamo al prossimo video, che se tutto va bene sarà qua, ma con un giro mortale. Ciao!